Il Natale non è Natale senza la classica letterina dei desideri e per tradizione in questo periodo i postini di tutta Italia si mettono a disposizione dei bambini e di Babbo Natale proprio per favorire la consegna delle magiche letterine dei sogni. Nei giorni scorsi una squadra specializzata di postini natalizi è andata in missione speciale nell'Istituto Gris di Mogliano Veneto, dove la festosità dei bimbi ha incontrato la realtà diversamente gioiosa dei diversamente abili e dei diversamente giovani. Le nostre strutture, il GRIS, diciamo, ospita tanti nostri anziani, ma ospita anche le loro famiglie e anche tanti volontari che vengono a trovarli. Quindi è con piacere che accogliamo quest'anno per la prima volta le poste italiane che ci danno una mano davvero. Capovolgendo l'ordine temporale, i primi a consegnare le lettere a Babbo Natale sono stati proprio gli anziani, attraverso una portavoce d'eccezione, la signora Edda, che dall'alto dei suoi quasi 100 anni ha spiegato il segreto della longevità. Intanto non pensare mai agli anni, mai agli anni. E poi far rimuoversi, no, lasciarsi andare, non adagiarsi, reagire insomma. In questo Natale vorrei ripartire dalle parole di Papa Francesco che ha detto riacquistiamo la grazia della piccolezza. La piccolezza per me sono anche i piccoli gesti che per noi a volte sono scontati, ma per le persone che vivono delle fragilità e delle difficoltà possono diventare veramente qualcosa che cambia il senso delle loro giornate e del loro Natale. Subito dopo sono arrivate le grida festose dei ragazzini. Anche per loro c'è stata la rituale consegna della lettera dei desideri, a cui il postino di Natale Andrea ha saputo dare risposta quasi in tempo reale. Ma il regalo più bello in realtà lo hanno fatto i bambini ai nonni del centro, con un concerto ad alto dosaggio emotivo. L'augurio è che sulle note di John Lennon i ragazzi di oggi, che saranno i cittadini di domani, sappiano immaginare e realizzare un mondo più inclusivo e attento alle differenze vissute come arricchimento. Nel frattempo confermiamo che le lettere sono partite. Buon Natale a tutti.